nessuno sicuro che neanche la morte mi tace. E sono sincero, entusiasta e tenace, difendo la vita, diffondo l'amore perché io parlo di pace. No, non mi puoi fermare, no, sono invincibile, non esistono le armi per aver ragione su di me. Sparo solo le parole da un'arma che non duole, uso solo la mia voce per liberare, libererà, qui la gente ha bisogno d'amore, libererà, che di amore non solo pietà, e libererà, qui la gente ha bisogno d'amore, libererà, che di amore non solo pietà. Buongiorno, oggi è 10 febbraio e nonché facciamo gli auguri prima che dimentico a due. Allora, la prima è una persona che è il cuore di Barletta Vest ora, il grande Giuseppe Di Bari, che è il suo compleanno. Oggi è il compleanno del nostro amico Giuseppe Di Bari, nonché amministratore di Barletta Vest. Un grande Giuseppe, auguri da tutti quanti noi dello staff di Barletta Vest, auguri, e soprattutto da me Lello il Rosso, che ti augura il meglio del meglio. Sei una bravissima persona, una bella persona. Auguri fratello, auguri. E poi voglio fare gli auguri da parte, anche ci associamo noi di Barletta Vest, alla signora Grazia dalla sorella Paola, che mi dice queste bellissime parole. Dice: voglio fare gli auguri a mia sorella Grazia, che è una gran donna, una gran mamma e una gran nonna, è una sorella che tutti vorrebbero avere. Auguri, grazie, che bella dichiarazione d'amore che ha avuto da tua sorella, è una cosa bellissima. Io queste parole le dicevo a mia sorella Enza, la mia buonanima, mia sorella, anche se le altre tre non sono da meno, però Enza. C'è successa stanno restaurando la statua di Ferramosca, cioè, fra 3 giorni era di sfida, ora stanno restaurando. Auguri veramente di vero cuore. Ma Paola, ma che grazie, a me non mi è costato niente. E poi sono bellissime dichiarazioni d'amore, è questo che manca in questo mondo, l'amore di fratelli, l'amore di sorelle, l'amore di mamme, non il chiacchiera, sta tutti chiacchiera l'altro. Oggi sto facendo vedere un po' di antichità, perché questa è una delle strade più vecchie, via Nazareth. Alle spalle c'ho il Monte di Pietà. Ho visto mio fratello, il grande Franco Mele, che mi saluta. Ciao fratello mio, un saluto a Maria, un saluto a Umbretta, un saluto a Adele. Ciao Paola. Non vedo la Vicky, non vedo tante altre persone. Oggi state in ferie. Eccola qua la Vicky, e non puoi mancare. Buongiorno bella. Un buongiorno a tutti quanti voi che siete in ascolto, ovunque voi siate, arrivate, andate. Ecco qua. Oggi sono solo. Bella sta scena con la bicicletta in due, vedi? Ecco qua il nostro papà è sempre lui, mattina e sera è sempre lui. Ecco qua la chiesa del sepolcro, festa oggi, domani è la festa del malato, mondiale malato. Ruggero Di Piccolo, ciao, buongiorno Ruggero. E qui siamo sempre il centro dove c'è il Curci e di fronte al comune. Uè mamè.
Ieri si è concluso il Festival di Sanremo per i giovani, ha vinto un certo Ultimo, ma scusi, è Ultimo o è Primo? È Ultimo Primo. Ah, Ruggero, lascia stare, Ruggero non fa niente, lascialo fare quel ragazzino, quello è un ragazzino, il grande The Gate, ecco qua il nostro, se non c'è lui c'è la sua scarpetta, vedete? Ciao Franco. E allora, che dirvi? E facciamo anche gli auguri a chi festeggia qualsiasi altra ricorrenza, compleanni, qualsiasi ricorrenza, auguri da parte nostra e da parte mia di Nello il Rosso a tutto il mondo che festeggia qualsiasi ricorrenza, compleanni, matrimoni, comunioni, cresime, qualsiasi ricorrenza è festeggiata, che è sempre bello. Festeggiate, che in altri paesi si festeggia anche quando uno muore. Pensate un po', non piangeva, l'altro bella, si divertono, ma non perché. Comunque sarebbe una bella tradizione da prendere. Questa è via Baccarini, dove di fronte abbiamo la stazione. Buongiorno Anna, buongiorno Leila, buongiorno. Questi palloncini non so che cosa significano, non so se per la disfida o per altre cose, perché sono belli i palloncini, però una definizione, una iscrizione, una cosa scritta per far capire perché ci sono. Cioè mettono i palloncini, una volta a gelo, una volta a rosso, che 20 euro, manchi su paese. Vabbè, comunque dai, sono belle cose. E il mio giro quotidiano l'ho fatto anche oggi, vi faccio vedere la mia barletta, che sono orgoglioso di farvi vedere la mia barletta. E ieri niente, con Enzo Delvi abbiamo avuto, io volevo andare vicino alla stazione, però mi sa che non prende bene il segnale, ho paura ancora me lo blocca. Stavo dicendo, ieri con Enzo Delvi mi disse: Nello, ma tu tutta questa campagna per la sensibilizzazione dei giovani che tu ogni giorno predichi per dire ragazzi non sporcare, ma hai avuto qualche frutto? Io dissi: Enzo, sinceramente io a qualcuno l'ho visto, ma anche su 1.000.000 e 1, 2 ne abbiamo, cioè, che la pensa come noi, è sempre bello, secondo me, è sempre bello. Spero che non va via la connessione, perché l'altra volta di qua andò via, non lo so perché, forse perché pioveva, ora sta mantenendo. Ciao Mary, ciao, buon lavoro anche a te. Ecco la nostra bellissima stazione. Tu sei un pezzo di me, tu sei un pezzo di me. E niente, dicevo a Enzo, ma non è che noi stiamo facendo i paladini della giustizia, i paladini del... Noi non facciamo altro che augurarci di avere una città migliore, più bella, essendo che non siamo neanche politici, che non promettiamo, non facciamo, non diciamo. C'è tutti questi casini che stanno succedendo, perché a buttare fango a delle persone è sempre facile, perché qua siamo tutti giudici, tutti a giudicare, però non ci rendiamo conto. Rendiamoci conto, ragazzi, guardiamoci allo specchio e diciamo: ma noi possiamo parlare, perché c'è gente che veramente non riesce, cioè non riesce, non dovrebbe neanche affacciarsi alla vita, perché è gente di immondizia. Io è un mio sfogo personale, ma non è indirizzato a nessuno, perché chi non ha peccato scagliarsi la prima pietra, diceva Gesù. Allora, qualsiasi cosa uno si deve assumere le proprie responsabilità. E no, è perché, ripeto, tornando alla lingua biforcuta,
c'è molta gente che ha la lingua biforcuta, cattiva, proprio cattiveria, che non so perché. Non so perché gode sulle cose negative, cioè, e molta gente veramente la vedo squallida come gente, sì. Veramente lo dico dal cuore sta cosa, proprio squallida, cioè, non vede l'ora di mettere il dito in una cosa che è aperta. Ecco, scamo, ma non che sta ma mangiare da te un sorpreso bello, mannaggia, mannaggia. E no, sono arrivato, Michele, sono arrivato anche perché sono in ritardo, oggi è sabato, mancano 2 colleghi, ci vado da fe. Andiamo a Bayer, Caire dice che può scappare. Vabbè, è un discorso lungo. Io vi auguro un buon sabato, un buon weekend, divertitevi, godetevi la vita, fate l'amore, ma l'amore in tutti i sensi, non l'amore sessuale, che sempre il sesso si pensa quando uno dice fate l'amore, voletevi bene. Un saluto alla mia mamma Concetta, che gli auguro 3.000 anni di più. E bella siavi, ciao mamma e auguri a tutti. Ciao ragazzi, auguri a Grazia e al grande mitico Peppe di Bari. Ciao a tutti. Barlit e a Vest.